Passiamo a altri metodi difensivi, sicuramente che sono importanti, sono un pochino più particolari rispetto a quelli che ho visto finora, ma sicuramente ne vanno molto molto valido. Allora, la posizione che vedete su scacchiera apparia tra Maroxy che giocava di bianco e Rubinstein che giocava di nero. In tanti sicuramente avete sentito parlare di Maroxy, più che di Maroxy dalla difesa Maroxy, disposizione Maroxy, insomma, è un tipo di disposizione di pedoni iniziale. Comunque, nulla di particolare. C'è Rubinstein invece è un giocatore molto famoso, che non è mai diventato campione del mondo, ma aveva la stoffa. Allora, come si chiamerà questa parte di difesa? Seconda cosa importante che possiamo fare è combattere contro i pezzi o contro il pezzo più pericoloso dell'avversario. Al difensore qualche volta non conviene semplificare la posizione, soprattutto quando magari nel nostro schieramento ci sono delle chiare debolezze, quindi semplificazione non farebbe per noi perché andremo verso una posizione semplicemente dove abbiamo tanti pedoni deboli, nonostante ci siano pochi pezzi, questo non risolve i nostri problemi. Oppure quando vantaggi di materiale che l'avversario è facilmente sfruttabile in finale, quindi sì, semplifichiamo tutto, ma l'avversario in finale, insomma, un finale piuttosto vinto, insomma, non fa fatica a vincerlo. Quindi in questi casi, in primis, dobbiamo cercare di combattere contro il pezzo più pericoloso dell'avversario, in modo da difendere i punti più vulnerabili della nostra posizione. Ok? Domanda è, secondo voi, qual è il pezzo più pericoloso? Perché comunque il bianco ha una posizione bella attiva, tu alfieri che puntano nel re, da una punta G4, sono tanti pezzi che possono essere, diciamo, avere questo onore di essere più pericolosi. Minaccia anche F5, il bianco ha una bella posizione pompante, cosa fare? È una posizione dove col nero non sarebbe facile fare una scelta. Ci sono due candidati, penso secondo me così a occhio per i pezzi più pericolosi, alfiere in D3 e alfiere in C3 o donna in G4. Combattere la donna in G4 è difficile. Come possiamo combattere alfiere in C3 o alfiere in D3? Bella domanda. Allora, ci possono essere diversi modi, possiamo banalmente cambiarli, però come vediamo è un po' complicato perché cambiare alfiere in C3 che cambiare alfiere in D3. Giriamo un attimo la scacchiera. Quindi stavolta siamo difensori e dobbiamo capire come risolvere questo problema. Rubinstein trova una soluzione geniale, dal punto di vista posizionale geniale. C'è da dire che certo non è una soluzione facile, però il nero con la mossa che segue toglie una buona parte dei problemi, cioè torre per d3. Quindi banalmente elimina il pezzo più forte, evitando f5, seguito da alfiere 4, quindi andando tranquillamente a rallentare il gioco del bianco, anzi, con questa idea il nero cerca di prendere l'iniziativa nelle proprie mani, perché, chiaro, se abbiamo un pezzo su cui si fonda il nostro attacco, questo pezzo viene eliminato, è un problema. Uno potrebbe dire, beh sì, d'accordo, ma non viene eliminato gratis. È vero, c'è un vantaggio di materiale, però un vantaggio di materiale contenuto. Chiaro che se la differenza fosse molto più grande, non avrebbe alcun senso eliminare il pezzo più forte. Visto che la differenza di materiale è soltanto, tra virgolette, soltanto una qualità, questo diventa possibile. Quindi torre per d3, alfiere 4, e in più scopriamo che il bianco è costretto a cedere pedone in C4, quindi diventa qualità e pedone, quindi il compenso diventa sufficiente. L'attacco del bianco come se non c'è mai stato nulla, sembrava una gran bella posizione che il bianco sta quasi per dar matto, sta attaccando, ma niente, in un attimo, uno schiocco delle dita, tutto scompare. Il bianco cosa può fare? Il bianco fa torre di 2. Forse aveva più senso fare torre G3 a questo punto, cercando di portare avanti il proprio attacco, anche se tutto sommato il nero ha diverse mosse che possono difendere, cioè alfiere G6, alfiere F5, una bella intermedia, forse anche F5. Quindi non c'è nulla di critico per il nero, però secondo me era un tentativo migliore da provare. Torre 2 è un po' passiva, qui in realtà il nero cerca di prendere l'iniziativa nelle proprie mani, fa donna C4, quindi prende pedone per qualità, quindi la differenza materiale è praticamente minima. Quindi abbiamo un 4 contro, no, così, 4 contro 5 in sostanza, se vogliamo fare punteggio preciso.
Donna C4, torre D1, cercando di rafforzare la posizione, alfiere D5. Ma non direi che il nero sta meglio, questo no, però sicuramente bianco, quel vantaggio di rompente che aveva, è scomparso. Ha semplicemente del materiale in più e basta, stop. Per il resto il nero è contento perché comunque sia ha due alfieri forti, anche se per adesso è difficile liberare questo alfiere, ma è solo questione di tempo. E pezzi belli attivi, non ha nulla di cui lamentarsi a parte il materiale. Il bianco a sua volta non può più così tranquillamente portare avanti il proprio attacco e sicuramente qualche problema in più da affrontare. H3 liberando spazio, F5, quindi giustamente bisogna togliere pressione su G7, donna G6, donna F4, quindi qui a questo punto il bianco, cioè, anche giustamente, inizia a sentire un po' l'odore del bruciato, dice d'accordo, cerchiamo di rientrare nei ranghi perché effettivamente sono già due pedoni, quindi il compenso è più che sufficiente e se per caso il nero riesce a cambiare anche le donne, limitando, diciamo così, eventuali attacchi del bianco al minimo, davvero ci possono essere dei guai. Quindi il bianco scusate, tende a torre di 5. Torre di 5 sembra vincente perché dopo E per D potrebbe seguire donna e 6, ma non è tutto così facile. Su donna e 6 si vince, ma il bianco non ha visto, o forse ha visto, ma ha voluto comunque andare a questa variante, donne 3 scacco, intermedie difendendo in anticipo punto e 6. Re H1 è per D, donna F5, semplicemente adesso il bianco dice bene, riprendo i pedoni e basta. Torre di 5, avversario concordato alla patta, insomma la posizione si semplifica, in effetti nessuno dei due ha dei particolari possibilità di vittoria. Quindi in realtà combattere contro un pezzo più forte dell'avversario è un'ottima idea. Normale che nella posizione qualsiasi ci sia un pezzo che sia più forte degli altri, che ci dà un apporto maggiore. Se riusciamo a eliminare o a cambiare o ridurre di tantissimo l'attività di questo pezzo, sicuramente guadagniamo dei punti in difesa. Allora, per esempio, andiamo avanti.